Arrivata la penultima di campionato, la partita Genova Calcio-Cairese è fondamentale in chiave play-out di eccellenza. La squadra ospite, in maglia gialla, è a ridosso della zona calda della classifica e i padroni di casa, con la divisa bianca, la superano di 4 punti. A minare l'equilibrio dei primi 18 minuti ci pensa la Cairese, con il guizzo di Sanci, la cui conclusione trova all'esterno della rete. Arrivata la mezz'ora c'è ancora la Cairese in avanti, fa tutto da solo Rosati e viene atterrato. Proteste del numero 9, ma per l'arbitro Baldini di La Spezia non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Il replay a cura di Luigi Pittatore. A 7 minuti dal timing della prima frazione c'è un cambio forzato tra le file della Genova Calcio. Esce Dolorante Maisano, al suo posto entra Raso. A reti inviolate e tra qualche sbadiglio si conclude il primo tempo. Il secondo si apre con le proteste, questa volta per la Genova Calcio. Ancora una volta l'arbitro non fischia a rigore. Al 15° spunta in avanti la Genova Calcio, che ci prova con Sandulli, ma para senza difficoltà Giribaldi. La risposta della Cairese 2 minuti dopo dagli sviluppi di un calcio di punizione. Niente da fare per Bresci. Sembrano essersi alzati i ritmi del match. Infatti c'è di nuovo una buona occasione per i padroni di casa, con Gravilano a concludere, ma senza trovare la rete. 2 minuti dopo è la Cairese a provarci, ma neanche Sanci riesce ad andare in rete. A 5 minuti dal timing del match, brivido per i giallo-blu, con il bel tiro di Sanci deviato in angolo da Grosso. Lo 0-0 è il risultato più giusto per due squadre decisamente sottotono.